Lo sappiamo, il mio slogan è Polesine nel cuore, per cui anche oggi abbiamo avuto la possibilità di presentare una delle iniziative che di fatto rappresentano un'eccellenza del nostro territorio, anche perché si porta dietro una discreta storicità. 21 anni non sono pochi, soprattutto di questi tempi, insomma è difficile anche reperire persone che regalano davvero il proprio tempo per il prossimo, però a Canda abbiamo la testimonianza che questo tempo è dedicato. A fianco all'amministrazione comunale, che davvero saluto, abbiamo un sindaco giovanissimo, attivissimo, efficientissimo, che è Simone Ghirelli. Abbiamo davvero una Proloco attiva, che da sempre cerca di valorizzare le proprie eccellenze, davvero si fa in quattro per dare al Paese il massimo, e lo vedremo anche in questa occasione. Mi raccomando, questo venerdì alle ore 19, taglio del nastro, e fino al 1° ottobre ci sarà grande festa a Canda in piazza Dante Alighieri. Vi aspettiamo. Oggi sono qui e ringrazio ancora la consigliera Laura Cestari per promuovere appunto questa iniziativa che da 21 anni è presente sul nostro territorio, e da 21 anni soprattutto mette in luce quello che è gli aspetti positivi del nostro territorio, del nostro comune in particolare. Rimarco il fatto che a questa sagra di paese, siamo un paese di 800 persone, provengono persone da fuori provincia, anche addirittura da fuori regioni in alcuni casi, e quindi questo sicuramente è una vetrina importante per noi, per la nostra amministrazione e anche per il nostro comune in generale, per mettere in luce quelli che sono i nostri punti di forza, e sicuramente la nostra Proloco lo è assolutamente, perché negli anni ha dimostrato di essere forte, di essere sempre in crescita, di non fermarsi mai e di essere sempre pronta ad affrontare quelle che sono le sfide che si può rappresentare il nostro paese e il nostro futuro. Quindi un grazie sicuramente a loro, un grazie a tutti i volontari che si adoperano con grande passione sempre nel realizzare queste grandi manifestazioni, queste sagre, ma non solo, perché l'attività Proloco è un'attività anche che spazia su vari aspetti, dal mondo del teatro, della cultura, diverse rassegne che vengono realizzate, quindi per noi sicuramente come comune è un grande valore aggiunto. Siamo stati tra i fondatori della Proloco nel 95 e fino adesso l'abbiamo portata avanti con dedizione, con cambiamenti anche nel corso del tempo, degli anni, perché poi le cose cambiano sicuramente, quindi anche i volontari stessi sono cambiati, insomma ci si adegua poi chiaramente a tutti quelli che sono i passaggi generazionali e anche dal punto di vista di organizzazione delle feste stesse. Noi partiamo dall'inizio dell'anno con la mitica Brusa Veccia del 6 gennaio, dove facciamo il falò della mitica Veccia o Befana che sia, e da lì si parte poi con la primavera, organizzano sia, posso dire, anche cose ecologiche nel nostro piccolo, perché pulizie degli argini, del canale, cioè ci dedichiamo al territorio, c'è una sensibilità comunque che è cresciuta nel tempo, ci sono dei ragazzi che ci seguono, creiamo poi quella storia di Sant'Antonio che era quello del 13 di giugno, che è nata come festa di Sant'Antonio ed era la festa più grossa che facevamo all'inizio, poi pian pianino ha un po' perso la sua identità. Adesso quest'anno abbiamo ripristinato un discorso inerente il salame polesano, come dicevo prima, e per cercare di rivitalizzare un attimo anche lo stesso prodotto, perché in qualche modo è stato tralasciato da paesi vicini, quindi abbiamo preso un po' questo spunto e siamo arrivati poi con l'estate alla mitica teatralità che di solito facevamo in villa, con delle rassegne abbastanza importanti, con delle compagnie venete o anche fuori regione, ma soprattutto venete in particolare. E per finire, questa è la festa di San Michele, che è il patrono effettivo. Poi, strada facendo, ci abbiamo provato con la festa dei gnocchi, perché ecco, c'era questo ricordo legato un po' all'agricoltura, un po' quello che ha detto anche la cuoca nostra in sostanza, e quindi siamo andati per quella strada e ci ha premiato. Questa tradizione nasce proprio dal discorso che il 29 settembre era il giorno di chiusura dei lavori in campagna una volta, e quindi in pratica si faceva il trasloco, perché ci si spostava da una campagna all'altra in cascine, dove c'erano più abitazioni, per cui quando si arrivava nella cascina c'erano
di abitanti di altre case che ti accoglievano con un piatto di gnocchi conditi semplicemente con zucchero, cannella e burro. Il formaggio l'abbiamo aggiunto più tardi. Facevano questo perché i gnocchi erano di buon auspicio, erano di un segno di condivisione e di abbondanza, e quindi c'era proprio questa tradizione e che poi è rimasta nel tempo, ovviamente anacquata perché ovviamente, però è rimasta nel tempo, e quindi proprio il gnocco dolce fa parte della nostra tradizione, che ha appunto radici contadine. Il nostro Proloco e tutte le nostre realtà locali, le Proloco locali sono un tessuto, rappresentano un tessuto fondamentale per il nostro, non solo per il nostro territorio, ma anche per l'aggregazione tra i vari enti, che permettono sicuramente di riscoprire un senso di identità territoriale che deve essere continuamente valorizzato. C'è anche un connubio tra vecchie e nuove generazioni. Sì, c'è, soprattutto nella nostra piccola realtà, c'è un vero e proprio legame fra vecchie e nuove generazioni che ormai ci lega, insomma, da qualche anno, che rappresenta forse il valore fondante del nostro Proloco, che ci permette di apprendere, soprattutto per nuove generazioni, di apprendere costantemente e di tramandare tutta una serie di valori come l'amore per il proprio territorio, il volontariato e la passione, la dedizione.